Salve a tutti, vediamo ora un riassunto sulla definizione delle funzioni angolari e il calcolo di alcuni valori. Quindi parliamo di trigonometria. Qual è l'idea della trigonometria? Che cerchiamo di capire qual è il rapporto tra un segmento obliquo e un segmento verticale oppure uno orizzontale. Quindi qua disegniamo un triangolo rettangolo, qua abbiamo un angolo alfa. Siccome un triangolo rettangolo vale anche il teorema di Pitagora: se c l'ipotenusa, c al quadrato è al quadrato più b al quadrato. Va bene, allora definiamo le funzioni angolari. Adesso qui lo scrivo come le lettere, ma conviene impararlo con i nomi. Cioè abbiamo due cateti e l'ipotenusa. Questo è un angolo, l'angolo di cui calcoliamo le funzioni angolari. Abbiamo un cateto opposto e un cateto adiacente, e poi l'ipotenusa. Quindi seno di alfa è definito come cateto opposto fratto ipotenusa, coseno di alfa è definito come cateto adiacente fratto ipotenusa, e tangente di alfa è definito come cateto opposto fratto cateto adiacente. Nei testi italiani si trova spesso scritto anche sen alfa, perché il seno di alfa. Allora, queste sono assolutamente le più importanti, e ha la sua importanza cotangente, ma di alfa, virgolate, che è l'inverso della tangente, 1 fratto tangente di alfa. Ci sarebbero anche cosecante e secante, che sono gli inversi di seno e coseno, però sono poco usati. Ok, allora si vede molto facilmente questo, che tangente di alfa è seno alfa fratto coseno di alfa. Questo e questo sono due relazioni fondamentali di trigonometria, sono molto importanti. Qua basta, queste lettere, basta mettere seno alfa fratto coseno alfa, si mette A fratto C, fratto B fratto C va via e troviamo proprio tangente di alfa. Poi l'altra relazione fondamentale è seno al quadrato di alfa più coseno al quadrato di alfa uguale 1. Ma cosa significa seno al quadrato di alfa? È un modo per scrivere seno di alfa tutto al quadrato, si usa scrivere così. Vabbè, anche qua si può mettere queste espressioni, e qua si usa il fatto che a al quadrato più b al quadrato è proprio c al quadrato, il teorema di Pitagora, e viene fuori che viene fuori 1. Ok, poi quando si parla di trigonometria, di funzioni di angolo, si possono anche usare gli angoli in gradi, come siamo abituati, però molto spesso si usano anche gli angoli in radianti, che è un'altra unità di misura. E perché si usano? Perché unità di misura adimensionale. In che senso? Adesso vediamo intanto cosa sono. Un angolo alfa misurato in radianti, per definizione, è la lunghezza di questo arco fratto il raggio. E quindi abbiamo metri diviso metri che vanno via, quindi è senza unità di misura, anche se a volte si può scrivere rad per enfatizzare che stiamo parlando di radianti. Comunque l'unità è adimensionale, anche per quello viene usato. E ad esempio 360 gradi come arco ho tutta la circonferenza, che è 2r per p, fratto il raggio va via, e quindi 360 gradi corrisponde a 2p radianti, e quindi 180 gradi corrisponde a p radianti. Conviene ricordare questo, ricordare assolutamente le due relazioni fondamentali, e questo, basta ricordare questo per fare la conversione, non serve altro. 180 gradi e p radianti. Perché? Perché ad esempio uno ragiona a 30 gradi, quante volte sta in 180? Sta 6 volte, allora questo è p sesti radianti. E se mi serve tipo 150 gradi, 180 meno 30, 180 è p, 30 è p sesti, p meno p sesti, posso raccogliere p, 1 meno un sesto, 6 sesti meno un sesto e 5 sesti p. È abbastanza facile convertire. Allora, abbiamo una tabella di valori che anche è importante, si usano spesso, conviene saperli. Allora, abbiamo seno, coseno, tangente, abbiamo 30, 45 e 60 gradi, che poi i radianti sono p sesti, p quarti, p terzi. E allora i valori di seno per questi tre angoli sono 1 mezzo, radice 2 mezzi, radice 3 mezzi. Non è difficile ricordare, basta pensare così: radice di 1 mezzi, radice di 2 mezzi, radice di 3 mezzi, tanto radice 1 è 1. E per il coseno sono gli stessi valori ribaltati, cioè l'ordine è scambiato dall'ultimo al primo. E poi tangente, non serve di sapere anche a memoria, e tangente è seno fratto coseno, quindi si prende questo valore fratto questo valore.
qua i mezzi vanno via, viene 1 fratto radice di 3, che poi si può andare a razionalizzare, moltiplico sopra e sotto con radice di 3 e radice di 3 terzi. Qua ho radice di 2 mezzi fratto radice di 2 mezzi, devo dividere due cose uguali, ho 1. Qua invece radice di 3 mezzi fratto un mezzo va via, radice di 3 fratto 1 è radice di 3. Ok, e poi abbiamo, questa è una definizione, questa che abbiamo dato qua, che dentro il triangolo rettangolo, che ha senso se l'angolo è compreso tra 0 e 90 gradi, perché questo angolo qua può stare solo tra 0 e 90 gradi, però si possono definire funzioni angolari anche per angoli qualsiasi, anche se non è compreso tra 0 e 90 gradi. È un'altra definizione che amplia la precedente, quindi tutto quello che troveremo qui nella nuova definizione non dovrà essere in contraddizione con quanto detto prima. Allora, qui prendiamo una circonferenza di raggio 1, circonferenza unitaria. Questo è il nostro angolo alfa. E come viene misurato? Parte da qui che è 0 e poi si va in verso antiorario, cioè l'angolo aumenta in verso antiorario. Qui abbiamo un angolo alfa. Questa definizione dice praticamente questo, che prendendo comunque la circonferenza di raggio 1 e questo angolo alfa, questo punto ha coordinate coseno di alfa, seno di alfa. Quindi coseno di alfa è la coordinata x di questo punto e seno di alfa è la coordinata y di quel punto. Molto semplice. E questa definizione, se uno va a vedere, non è in contraddizione con quella di prima. E poi c'è un'altra, poi una nuova definizione per la tangente dell'angolo. Prendiamo sempre la circonferenza di raggio 1 e prendiamo questa retta che è tangente qui, una retta verticale. L'angolo è questo e noi prendiamo questo punto che ha coordinate 1 tangente di alfa. Beh, la prima coordinata è 1 perché sta su qui, questo valore è 1 e sta qui per forza, quello è sempre 1. Tangente di alfa è la coordinata y di questo punto. Così possiamo subito vedere i valori seno, coseno e tangente per questi angoli che sono 0 gradi, 90 gradi, 180 gradi, 270 gradi. Perché questo punto ha coordinate 1, 0, questo 0, 1, meno 1, 0, 0, meno 1. Questi sono i valori, ricordatevi sempre prima coseno e poi seno. Coseno di 0, seno di 0, coseno di 90 gradi, seno di 90 gradi. E questi valori li ho messi qui in tabella, no? 0, 90, e anche scritti qua in radianti. E per trovare tangente dobbiamo fare seno fratto coseno. 0 fratto 1 è 0, 0 fratto meno 1 è 0. Qua però 1 fratto 0 meno 1 fratto 0 avrete sentito che non si può dividere con 0. Comunque in pratica è infinito. Il valore della tangente va a finire a infinito, ma in realtà si vede già da qua. Se l'angolo qua tangente di 90 gradi, potreste anche dire non è definito, però tende a infinito. Qua pensate, se questo angolo va verso 90 gradi, questo punto va sempre più in alto e avvicinando 90 gradi va sempre più in alto, va verso infinito. Con questa definizione qua possiamo calcolare anche valori di angoli, cioè possiamo calcolare facilmente valori di angoli anche che sono nel secondo quadrante, nel terzo quadrante e nel quarto quadrante. Ad esempio 135 gradi è 90 più 45 gradi. Questo punto allora avrà coordinate coseno di 135 gradi, seno di 35 gradi. Però questo andiamo a confrontarlo con quest'altro punto. Quest'altro punto corrisponde qua all'angolo di 45 gradi. Beh, e qua conosciamo le coordinate, coseno di 45, seno di 45. Vediamo che la coordinata y è uguale alla coordinata x è opposta, qui abbiamo l'origine. E quindi la coordinata x è opposta e quindi è meno radice 2 mezzi. Quindi possiamo andare a scrivere seno e coseno di 135 gradi. E tangente troveremo semplicemente facendo la divisione, seno fratto coseno. Vediamo qua 240 gradi è 180 più 60, ma comunque questo punto lo andiamo che avrà coordinato ovviamente coseno di 240, seno di 240, lo andiamo a collegare così con questo punto qua, che se un attimo ci ragionate, questo angolo è di 60 gradi. E quindi conosciamo coseno di 60 gradi, seno di 60 gradi e queste coordinate sono tutte e due l'opposto di queste. E quindi possiamo calcolare i valori. Se abbiamo ad esempio 330 gradi, questo punto
che è coseno di 330, seno di 330, lo andiamo a collegare con questo punto, quest'angolo è 30 gradi, qua conosciamo i valori per 30 gradi, la coordinata x è uguale a coordinata y è opposta, e quindi possiamo anche sapere qui quanto è il valore. Sì, va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.